Il mondo del calcio in lutto per la morte la scorsa notte di Eugenio Bortolon, 19 anni, tifoso vicentino. Il ragazzo durante la partita Parma-Vicenza è caduto accidentalmente da una balaustra che divide il settore ospiti da un corridoio d'accesso allo stadio Tardini. Il ragazzo sarebbe volato per almeno 6 metri. La pagina web del Vicenza è listata a lutto. Cordoglio anche dalla tifoseria trevigiana ed è polemica. Per gli ultras la partita avrebbe dovuto essere sospesa. Tribuna centrale, curve e distinti sono mestamente vuoti ieri. Anche a Treviso, pochi gli spettatori, fa caldo e la tristezza si legge negli occhi degli irriducibili che frequentano lo stadio Tenni. È l'ultima partita che i biancocelesti giocano in casa nel campionato di Serie B. Grande rammarico, vediamo. Tanto, perché a me piaceva Gotti come allenatore e i ragazzi sembravano avessero ripreso, ma è andata così. Non lo so, forse l'insieme anche di tutte le problematiche della società. Probabilmente. Non ho visto gladiatori e io sono per i gladiatori, hai capito? E allora ci vuole il pollice così o il pollice così. E questa volta dico ai miei gladiatori pollice verso. Anche la partita è mesta, d'addio, si parte su ritmi molto blandi, l'Ascoli dai primi scossoni. Dopo 3 minuti trova già il gol su lancio di Sommese che trova Cani sul filo del fuorigioco. Serve per Bellingheri che a porta vuota infila l'1-0. Il Treviso di Gotti accenna alla reazione al 44esimo del primo tempo. Su un'azione insistita del Treviso, Galuppo di testa mette palla all'interno dell'area. Trova di nuovo Musetti che anticipa tutti e batte in uscita Zomer. È il gol del pareggio, il secondo tempo si trascina stancamente e il Treviso saluta la Serie B.